Io sono Sergio Di Pietro, titolare dell'azienda agricola in località Luddi, che comprende il frutteto e coltivazione di patate e altri sementi. Da quanti anni ha questa azienda? Da molto. Molti anni. E il frutteto da più di 10 anni? Sì, il frutteto è più di 10 anni. La sua è un'azienda familiare. Sì, questa è mia figlia Giovanna Maria, che fa parte dell'azienda familiare. Nel suo frutteto vi sono varie Sì, ci sono varie qualità, tipologie. autoctone ce ne sono, mele, ci sono mele e pere. Questa per esempio è una susina piantata da un osso, portata dall'Ogliastra questo susino. Con un osso abbiamo fatto questa piantina e la verità è questa, con un osso, vede che bella? Vede quante susine ha. Giovanna invece, prima abbiamo conosciuto sua madre, sua moglie, signor Pietro, persona fantastica, che è la persona che materialmente lavora la marmellata, o meglio, diciamo che è un po' il direttore d'orchestra. Esatto, Sì, è la verità. dirige, sì è vero. Ma infatti qui le famiglie fanno di tutto, tutti danno una mano e storicamente è rimasta appunto storicamente questa tradizione. Sì, infatti il frutteto nasce qua in questa zona circa 12-13 anni fa da una brillante intuizione di mio fratello, e in seguito alla nascita di questo frutteto si è deciso di creare un laboratorio di lavorazione e trasformazione della frutta, e quindi da lì si può appunto creare tutto il progetto di filiera, quindi dall'albero alla confittura, che poi noi esportiamo nei vari negozi e hotel della Sardegna. Accanto appunto alla coltivazione di susine, delle royal, abbiamo anche una coltivazione di pere e mele autoctone, a cui appunto teniamo molto perché sono qualità cultivar locali che rischiavano di estinguersi, e quindi grazie a innesti di piante che abbiamo e che sono datate agli anni 30 del Novecento siamo riusciti, ecco, ad aumentare questa produzione. E queste mele, che hanno una durata lunghissima, noi le raccogliamo ad ottobre fino a maggio, giugno, ma ancora adesso abbiamo appunto la possibilità di utilizzare queste mele nelle marmellate e nelle confitture per appunto gelificare il prodotto senza l'utilizzo di pectine o di altri conservanti. E accanto a questa produzione appunto di cultivar locali abbiamo anche un piccolo impianto di frutti di bosco. Quindi il ribes arriva a maturazione in questo periodo, anche se diventa ancora più rosso di quello che si può vedere, che si può intravedere sotto le reti. È protetto dalle reti perché altrimenti appunto viene divorato da cornacchie e uccelli vari, quindi per proteggerlo si copre con queste reti. Mentre gli altri frutti di bosco, come i lamponi, arrivano a maturazione a fine mese. Adesso abbiamo appunto la produzione di ribes rosso e bianco, dell'uva spina E delle fragole, mi pare di capire. Le fragole sono già iniziate da metà giugno, primi di giugno, e fino a fine settembre, primi di ottobre abbiamo le fragole e anche i lamponi, che iniziano tardivi da fine luglio, ma ancora a fine settembre raccogliamo lamponi. Mentre il ribes è concentrato, diciamo, nell'ultima quindicina di luglio. Oggi stiamo lavorando delle prugne. Sono 7 delle prugne raccolte nel nostro frutteto, sono sia gialle sia queste rosa. Sono prugne che abbiamo seminato, coltivato appunto in azienda, provenienti dall'Ogliastra e alcune appunto delle razze autoctone. Dopo essere state messe appunto tutta la notte con il limone e
con lo zucchero per abbassare il pH anche della frutta, vengono poi lavorate e trasformate in purea su questa macchina. Una volta ridotta appunto in purea, la frutta viene controllata e regolarizzata appunto nei valori di pH attraverso questo strumento appunto che è un pH-metro, che ci determina appunto quella che è il giusto valore per poter poi procedere alla cottura e alla lavorazione della frutta che avviene in questo contenitore di vasca in acciaio. Questa è una vasca in base alla pH. Noi regolarizziamo quel valore e lo riduciamo qualora ce ne sia bisogno attraverso limoni. Utilizziamo solo limoni biologici, non utilizziamo su acido citrico, ma limoni biologici che portiamo da San Sperante. Una volta regolarizzato il pH, appunto, si procede alla cottura che avviene su questa vasca a temperature, come si può vedere, abbastanza basse e sotto vuoto, perché questo ci permette di mantenere intatte quelle che sono i valori nutrizionali della frutta, il colore e tutte le caratteristiche. Una volta ultimata la cottura, il prodotto viene invasettato attraverso questa macchina che viene collegata direttamente alla vasca e attraverso il compressore che è sistemato all'esterno viene regolarizzata la quantità di prodotto da invasettare e posizionato sotto il vasetto che viene riempito. Le confezioni da noi utilizzate sono: la più grande è questa da 250, poi ce n'è una media da 110 e poi ci sono i 30 grammi delle prime colazioni. Una volta che il prodotto viene invasettato, viene sistemato su questa vasca, seconda vasca in acciaio, dove viene pastorizzato. Quindi sistemati nel cestello, viene sistemato al centro del cestello un vasetto campione dove viene inserita una sonda che ci permette appunto di fare gli accurati controlli sulla temperatura e sulla